Josué María Regne de Sabaque Santa Costa gente dotta canta saludare la guerriglia Dos horas in camino, solo cantare ogni sera. Dos horas in camino, solo cantare ogni sera. Proporre una novella sodorra di messaggeri. Proporre una novella sodorra di messaggeri. Dai logo foristeri ai Enzo Bro ogni serenare. E dai logo foristeri ai Enzo Bro ogni serenare ai Enzo Broni sana.
Amigos caros dessa Radio Televisione Sarda, si saluto con piacere in mano, poi si sessi che questa puntata, questa trasmissione, o l'inai che di adesso sono satros puro, tenéis questa bella passione poi su canto sardo, poi su canto a chitarra, poi tradizioni nostre, poi sa ricchezza nostra, se dunque mi fa piacere che si chiesi due volte sa gira, io ho cominciato su mese passato, con la prima puntata, e a pago, se us arrivato a questa di noi e oggi, e sa di noi tenere un importo umano questa puntata, poi entravo in un'altra parte di questa gara e si seguiu dusciesi che si contava su ogni gira uno canto di questa gara di canto sardo e oggi siamo arrivati a questa parte dei classici. Ma prima di voi dare rotto queste cose e mi voglio tornare subito grazie ai amici cantatori, questa bella voce che hanno aperto questa puntata di oggi, che santi salutavo. Una è già vegna a saberirare in un'altra puntata, è questa del amico nostro Gian Daniele Calvini de Vefugas, grazie a lui, e begno, la prima volta, ma non è saberirare, tu uscisi ogni gira quando cominciavo con si scheda dennica del professore Marco Luzzu, c'è sempre Pino Masala che ha cominciato a cantare e oggi tu tenevo su noi. Dunque, grazie a poi si begno, poi si decido di stare con noi in questa puntata e poi mi fa piacere salutare di tornare questo bene beniu a un chitarrista giovane dei Larzi, figlio dei cantatori e dunque salutavo a Lorenzo Mele. Saluti Lorenzo, poi io sa chi stonai con osatro spuro, si potesse sezzi, pago e poi c'è torrauso con vosatros. Poi poi entrauso in regione nostra, poi osatro sciesi, che questa trasmissione è organizzata da una trumma di persone, esperti de canto, studiosi, cantatori, suonatori, canti da ballao con me, tutti un pari, ho fatto questa bella trumma, poi si portai in ogni puntata una parte di conoscenza di questo mondo del suo canto a chitarra. E oggi non c'è Salvatore Carboni, poi a tornare in questa puntata che io registrai questa de Degi, ma saluto con piacere Satrudusu, amigos e compagni di questa bella trasmissione. Intanto si è cominciato con Nino Manca. Saluti a tutti e ben acciappato a tutti quanti. E Daniele Giallara. Saluto. Traballavo su Mera, questa trasmissione nostra, non scivo se ne facevo su un'altra, si ho canno chieniri, torna a certa manna cano, troppo cosa, non fai. Però siccome ti moi cesti, ne approfittavo e si che uso a scaricare questa conoscenza cosa sua e sul mondo chi si è tutto frequenta dei cantatori, Nino Manca dei suonatori, dei chitarrista, Tore Carboni dei osservatori, studiosi, ma è chitarrista è sicuro, poi ne usa Cristianai che è andato a Torrai e poi in questa bella trumma ci fu i studiosi che avanti e si scheda sa di un nau, Pino Masala da ogni borta, dove causa come esempio, poi ti ha fatto una bella gara in Santo Lussurzu con organizzare questa fondazione Imnos e ogni gira ne causa un arroghetto di questo che ha fatto, poi introdusi si scheda e tutto, che va di Marco Luzzu, un suo professore Paolo Bravi, con Saggiudu di Daniele Pisu e tutto. Dunque questa è tutta la gente che traballa da noi, impari a tecnico, a regista, insomma, un montone di persone. E cominciamo subito a andibogare qualcuna a grossidadi, poi dopo un'ao cominciamo su oggi da una parte di importo umano di questa gara. Questa parte che atterriamo su canti classici. Dunque è proprio due. Daniele, è come ti che senti due momenti differenti di questa gara, no? Come ti da poter su. No, fa che parte questa gara è una regionata tra le persone, tra chi cantano. E quando comincia o come un tema, quando facciamo i suoi compiti in scuola, tema, vivono il suo primo pensiero, poi su coro del suo tema e poi su vinitia. E dunque, finché in questa gara a chitarra, vada uno piga e cala di emozioni e piga e cala di momenti e
quando si imbatte a sos cantos classicos, come lo scramamos noi, come lo scramano sos appassionados, semos, naramos, al culmine de su battos, de su cantu. Sos momentos più importanti de sa gara sono quando si gira da Vilugnana o Piaghesa, o da Piaghesa a Re, in cui su cantadore, sos chitarrista, sos strumentista, a dipendere tutto su chi tenene. Però s'altro momento importante meda de sa gara sono sos cantos classicos. Sos momentos più importanti, pochi cantano, pochi suonano e pochi ascoltano, sono cussos. Sos cantos classicos sono uno dei momenti più importanti de sa gara. Nino, ma sa appassionato su pubblico che sigue di garas in prazza, si comporta diversamente, tiene un atteggiamento diverso, zaccare le mani su de prusu, di bracci de prusu. Come è se relato che tenenti cantatori e suonatori quando arriva da questo momento di importumando che viene Daniele su momento dei classicos? È un momento importante perché canta, perché suona e finza perché ascolta. In locomeda va gente appassionato che settano proprio su cantico classico, in cui idene sa bravura del suo cantatore e del suo suonatore e si abbinano un pare con questi cucenne per questa soddisfazione di quello bello miellà, che poi su miellà non sono tutto preciso, si abbinate in diverso modo dello cantare, qualcuno dei suoi cantatori l'ha finza cambiato, modificato, qualche cosa e finza sonando varie introduzioni e tutto, in cui si deve disabilità, desa concentrazione, non può piegare a cantare, continuare questa gara a cantare un miellà gai. Deve essere massima attenzione. Vai da un cantatore che in suo palco in questo momento, in tutta questa gara, ma poi in suo cantico classico si intendeva da un collega, da eseguo che vede rionende di qualche cosa, si arrabbiaia, che crea silenzio assoluto, poi la concentrazione del suo canto che devi fare. Capite? Di subito sa minima cosa. Forse sì, e noi, Daniele, le prime registrazioni si punti su 1930 di questo canto e poi ti hanno dato tutto su questo miellà è un canto businco e nasce un Gunisi, dando a registrare un Gunisi sapremo volta, un cantatore de Bosa, come è questa cosa? Questo accappio che accesti, come te considero, Deo, per esempio intendo, e Scipio che su miellà è un canto businco, e sta icci, non sta icci, poi te sta icci, sì. Si può narrare chi è un canto businco, finza calicun un'ara invece che è un canto lugodoreso, però è un canto usinco, fu di su canto de chi so pescatore, il faghiana quando torrain da su tribaglio come ringraziamento, però finza in sa primas in sos annos 50, subito dopo la guerra, come lo dimmi a cramare etnomusicologo, comunque questa persona, questo studioso, ha girato tutta l'Italia registrando idda po idda e in Sardegna registravo in tutti i albiddigheddas e già in sos annos 50 vado appassionato che cantano su miellà usincu. È un canto sicuramente che naschinie, sa formula base, su canto più facile, de su miellà penso che sia naschio in ie. E il bistavo registrato la prima volta in sos annos 30 e vado a versione il drivessas puite, vado una versione che mi ha sempre incuriosito a me, chiesto un miellà, però non è etichettato come miellà, ma è scritto sa guglieridana, ma puite questo nome. Cadeo, essendo guglieridano, sa guglieridana fu una che a re. Particolare che vai a solvezzo, che può essere molto agonisto, Deo, molto intelligentemente ha pensato di non imparare, e sì che sta andando agonisto. Però andai a ascoltare questo disco dei Cuccuru ed non mi è là. Solo che non mi è là con giroso, sempre con questa nota, però con giroso fattoso in notas alta almeda, che andai bene a saughe dei Cuccuru e sicuramente fu un modo da cantare che usai in bidda pure. E ducasa su mi è là, el de questa zona el de Rosa, sicuramente lo scuglierina non l'hanno inteso in Bosa,
siamo a 20 km da Proprio Issoso. Nataletti e Totto, mi pare che era proprio in questo. sì, in Sosanno Schimbanta, quando Nataletti ha girato la Sardegna, ha registrato in Bosa. E come ha registrato in Bidda e in Bidda Buru, hanno registrato due appassionati e hanno fatto su Miellau 5. Registrato e con su titolo Miellau 5. Sa forma brul facile. Nino, Daniela Remonau Cuccuru, ma De Sole, Porcheddu, La registrato Vinza sono anni 30, cominciò anni 30, Gavino De Luna con Nicolino Capizza, ha detto un'altra versione ancora diversa. Poi l'hanno fatto tutto, sia in gara e in registrazione, il più grande cantatore, se è tutto il cantatore che bisogna come, in tutto il CD commerciale, Besso Miellà. Un Miellà Vinza diverso, elaborato, l'ha fatto registrato e cantato tante volte a gara Giuseppe Chelo, che l'ha registrato la prima volta nel suo 76 in un nulla trivaglio che ha fatto con Mario Verenaio, Aldo Capizza e Pippia. Ed è elaborato da Issu e Meda, costruito su passaggio, su dinamica da su chitarrista di Aldo Capizza. E poi lo cantai a Chelo. E Chelo, momento in particolare, l'ha fatto una volta a Banari con me così. Ho filmato Campo Sovinoghe che dico ogni tanto. E l'ha fatto proprio studiato da Issu con una concentrazione, momento penso su particolare, di e notte in un'arcana visione incantatora, va appunto 3R, di e notte in un'arcana, proprio l'ufficantelli immedesimenti in questa parte proprio di concentrazione massima. Poi lo va che ne tanto, lo va che ne tutto e ne sono là. È un canto bello e importante che fa che ne piacerà a cantare e a suonare. Nino sa ricorda ad ogni sia cosa, mamma mia, No, c'è filmato, lo vedi, in quella gara lì. Sì, sta passando in quest'altro schermo che teneo su noi, c'è questa registrazione di questa che si ha donato Nino Manca. Dunque, però io questionavo delle registrazioni degli anni 30 e tutto quanto. Mi era piaciuto però in moi, Daniele, proprio in questa puntata, a regionare Pagu a pizzo proprio adesso incomincio su canto, de canto ti cominciavo bene a fare gara in primi anni su adesso 900 finza a quando si affura sa seconda guerra mondiale, dunque a su 40 sa fine degli anni 30 e il movimento ci via da parte delle registrazioni, come ti viene ad articolare questa gara, che li vianta e scantatori di questa primogenia. In sos primos annos del secolo passato, sa gara fu di prusu epica, prusu de coro. Non abbiamo un'iscaletta preordinata, naramos, solbezzos, finza quando amo già più garas annos 50 e 60, e tendisco incominciai a re, faian suddo e vabbè. Muttos, dopo sul muttos ti ad essere normale di andare a soscanto al desagadura, no, muttos, torra a re. S'arrangiare in casa, fu un canto prusu de coro, prusu istintivo. Sa gara si faghiana sempre, si sono sempre fattas. Certo, pensate a si spostare da Salbiddas a lateral biddas a cantare. Questo funi a chi si spostati in bicicletta, a chi a Cadassaino, a chi è in calesse, a chi è in treno, a chi è a pe sicuramente. E ducas sono annos in un cantatore veditore, mi stai bene a sora, fu sempre fuori dai domo e faghian cusso de tribaglio. Sicuramente noi come teniamo pagato, sicuramente fu pagato bene, però fu di una cosa epica. Sa gara si faghiana, sul repertorio fu di più o meno gusto, poi sì, ognuno ponia da una da sa zona in battiata, ponia su canto di questa zona, tu casa seste agglomeratus e il fatto questo canto de tuttus. Sos protagonistas sono sempre cuddos chiamo il mentuato, da Candida Mara, a De Rio, a De Cortes, che non tenimos ammentos sonoros. E invece tenimos ammentos de Cuccuru,
Punzirudu, de Lunas, Cossu, De Sole e Porcheddu, chi boisi hanno fatto si storia vari con sosatteros, però grazie a questa registrazione che hanno fatto in sos anni 30 hanno dentro una figura de predominio, una ramos, sopra de sosatteros, hanno cantato de brusu, fu un brusu richiesto da sa gente, ducas a questo stress, fu un bioso commente narramos sul mezzo, fu più richiesto. Infatti, tornando a questa registrazione del Nataletti, questo appassionato di Ida, in da 13, due cantano a Saguglieridana e due casa un canto semplice, meda e schematico, su prusanziano, che però è naramoso su il moderno cantante, che tutto dal bocca del De Sole, che ne narra chi già in su Gimbante è stata fatta questa registrazione, già conoscia a memoria questo disco. Cosu De Sole e Porcheddu lo sconoscia sa gente che sono ricco, sponia su un grammofono in carrella e tutta la gente si riunia ad ascoltare questo stress che cantaini. Poi spariscono custoso su naschia sa generazione spoisi, Mario Scanu, Pugello, poi subito dopo la guerra sono bessioso vinse sos cantatore del De Bulzi, ma di questo andiamo a fare dare un'altra volta. Chitarrista a Sora fu i Frade Secchi, Iscanu, tutto sono in appodiche, Tio Nicolino, che sono in appodiche, e il suo chitarrista è Maria Rosa Punziruda e Gavino De Lunas. Gavino De Lunas a volta si accompagna i Rissu. De Gavino De Luna si può narrare un'altra cosa che mi intrappato con suo canto, però è un'altra figura mitica, paris con Candida Mara, che sta barrao in sammento de sos saldos, che ha bistau molto da sos tedescos nelle fosse ardeatine, i su dribagliati in sa posta, e siccome non si è fatto sa dessera del suo partito fascista, fu mandato non a Ramos in esilio, però trasferiu all'Aquila. In l'Aquila, in su 33 best un terremoto in Abruzzo, e issu dato una mano a chi sta per il de issu e duca come premio lo tornano a fare andare a Roma. In Roma fa che parte desa Repubblica Sociale Italiana. Però issu è sempre contrario a questa cosa, finché accanto noi di scoperto che tramai di contro a su duce naramos e bene di impresonau su 23 de malto de su 40 battero vado un attentato de sos partigianos che occhini 33 nazistas. Subito si quieren vendicare da ogni tedesco molto de primo bocchire de italianos e praticamente in una notte decidono di occhire 330 gimbe italianos che vogliono essere imbolados nelle fosse ardeatine e gasi stanno di storia e tra custos babista uno esaldos e in custos vinse il Gavino De Luna. Gavino De Luna sempre intendo e condotto da Piccioccheddu, poi a mia tenere i discos di Savuro, 78 giri senza grammofono, e ascoltare sempre il Gavino De Luna, fia da una di Aderu, estimadora di questo grande cantatore che come Tannao Daniele si allassava in questo danno della seconda guerra e noi si fermavamo su come tempo sulla seconda guerra, poi andai a innanti. Una cosa che mi voglio domandare a Nino Manca, proprio commenti analisi musicali, cioè i accordi su di questo canto, mi è là, poi spacciata in re, come si articolare sa musica? Come cala su cantatore passi da Isanotta de Sullà, mi introduzione tutta si cala e passi da in cue, poi la parte finale de sa serrata, de otto cosa notta del sol, fa che di giro armonico e commente tutto il altro canto torna a re. Quindi sempre in su re, sa notte e su re. Poi se lo canta da un altro cantatore, de torna a fare il suo giro preciso, potete essere appena diverso,
però la base è sempre questa. Però ogni suonatori puoi fare anche te la possibilità, è libero. Sì, potete essere ne vai- un'introduzione diversa come in comincio, poi quando il cantatore e cantante deve essere un'introduzione muzzaca, se no il cantatore, ma in tutto il canto se gai, è pronto a cantare questa cosa lunga, le potete dare fastidio per che pensa sa concentrazione. Ah, bene. Poi che suonare un'altra cosa di certo. a Rionende Daniele, de prima è Zagherra, un altro cantatore che ha fatto una cosa importante, normalmente se io mandato in noi questa fotografia, che belle, su 37 o su 38, quando in Sardegna la gara viene proibita sul regime fascista. Giovanni Cuccuru ha scritto una lettera a Mussolini, spiegando che la gara chi terra, la gara poetica, non fidi oltraggio al suo regime, non fidi tema politico, ma tema di amore, cosa gai. E Mussolini l'ha riposto. Lo hanno convocato a Roma e sono andato tutti i suoi cantatori e i suoi poeti che vengono in attività in quest'anno. Una fotografia fatta a Roma all'Euro e lo ha rezzito, lo ha fatto cantare in presenza di un giornalista e di un responsabile del Regno d'Italia. E hanno cantato cosa di amore, quindi l'hanno tradotto, che vedi niente contro il suo regime, ha dato l'autorizzazione per tornare a cantare in sa festa in Sardegna. Poi si è scoppiata la guerra e si sono tornati a firmare. Questo documento, suo figlio, Tio Peppino e Tio Antonino Cuccuro, hanno tutto, a domo suo, tutto archiviato, una die si sono brigato e uno che ha forriato tutto, che ha portato tutto in Sazimenea, ha brigato tutto. Yes. Quindi documento che bifuni di tutta questa cosa. Quindi gente che oltre a cantare e suona iada, si dedica iada a questa parte funzionale della gara, della festa salda, che in questo periodo i cantatori sono poeti, non vai ad altre attività. Daniele, c'è stato un momento, proprio quando è spaziata la seconda guerra, quando in noi in Sardegna si cominciava a pensare di una che poteva donare emancipazione musicale, no? Tutta questa gente voleva fare cose italiane, americane, e tutto canto, e andava a soffrire un mera, non parlo sul mondo del suo folklore. Su canto a tenori, non vogliano bruso, i ballo sardo, su vogliano fare i ballo su questo che serriauso sa civile, dunque sa liscio, e tutto canto, o ballo su arribanta de America e tutto. E su canto sardo, subito appustisi dessa seconda guerra, ha soffrito a cittotto questa cosa, o invece si tenia ad un pubblico cosa sua e non danti mai a renegare come sul serio voi esatte cose? Allora, sicuramente da sofferto, però se sta adeguato. Se sta adeguato a su mondo che fu cambiando. Come tasano due, bifuni in calisi si e bidda, bifuni una schiena orchestrina che fa una musica leggera. Prima si hanno a fare questa serenata con la chitarra, suonare in saldo, poi si hanno con questa orchestrina. Ma come è normale che vudi che la gente dopo la guerra tenia bisogno di aria, di libertà, e stimbatti la televisione che ha cambiato il mondo, ha cambiato fino a Sardegna. Se noi abbiamo incominciato a questionare in italiano, è sposa che stimbatti la televisione, non che l'imparare in domo o in scuola italiano. E Ducas bel stata una reazione e su tempo è stato compreso subito da sol giovanos che hanno incominciato a cantare a Sora, che lo canno. E l'emblema di questa epoca è Tio Leonardo Gavizza, che magari fu di prulmanno de deghe bindigannos e se ste adeguato a compreso subito che il mondo fu cambiando e forse la gente tenia bisogno di altro. Di un Nicolino Gavizza, che lascia su suonare a poddiche fino a motivo di tribaglio e suona con sua pennina. E il suo mondo è cambiando e ducas ai sospuru che il canà da cambiare sempre a barrande in cui si strada del suo canto tradizionale, però senza stravolgerlo. Poi un esempio è la fisarmonica che si usa da fare ballo su liscio. Noi la fisarmonica la teniamo a entro su canto santo. La fisarmonica fu già in Sardegna.
sicuramente prima si narra che in local meta si suonai con su sono, si cantai con su sono, non con la chitarra. Forse in questa idea abbiamo con organetto e duca si cantai con cusso, è normale. Duca sa fisarmonica su sono bivuti in Sardegna. Beh, fu arrivato è sempre... a Saccabala del 1800, sì, con Paolo Soprani che andava a portare primo, forse il sonus in noi in Sardegna, e dunque, certo. Su canto a Boghe Organito. Certo, e poi sì, in sta gara bivu sempre, o quasi sempre, qualcuno che fa che ha un ballo in sa pausa e qualche gara pure de anni 50, in UE si intende, sta gara a chitarra sola, però dopo sul ballo che non registravo si intende in sottofondo su sa fisarmonica che accompagna su canto paris con sa chitarra. Dunque, noi su tema di un nao, ecco, su adesso Miella, è un nao, un scanto cosa, sapete questo canto, e in poi bieso questa scheda, che ogni gira per tauso, poi comprendi meglio questo canto, grazie al suo professore Marco Luzzu, grazie al suo traballo che ha fatto Massimo Pinna, può da montare, può da ponni impari, tutte le cose da questa chitarra che ha suonato Tore Carboni, sa voci di Daniele Giallara che ha tradotto così ha descritto Marco Luzzu, cominciavo sempre a ricordare questa gara di canto sardo che si è fatta in Santo Lussurzo con Pino Masala e Tore Mazzao a sa chitarra, e dunque ascoltavo un pari la struttura del suo canto Miella e Totto, dunque da sa voce, sa poesia, su testo, dunque su suono, sa chitarra, sa accompagnamento e tutto canto in questa scheda che bio su un pari. Su Miellà est unu de esos cantos clàssicos, chi serran a sa gara a chitarra. Sono amados o meda da sos appassionados chi comprenden de prus su cantu. Sono cantos chi hanno un'istruttura prus serrata a paragone de su canto in re o de sa nuresa, e pro cussu lassan a paga libertade de impersonare su cantu. In sa gara a chitarra, su Miellà si canta dopo sa corsicana e a beri sos cantos clàssicos. Donzioghe è cantata con 8 versos de 8 sillabas. Si struttura de su cantu è divisa in 3 partes. Sa prima è in ripiti da 2 voltas, con sos primos 2 versos. In sa seconda parte, con una melodia diversa, si cantano sos atteros 2 versos. Sa melodia de su primo verso giocata sopra de sa nota de su La. Invece, in su secondo, vado un cammino musicale che calata a sul La basso. In coda riva samena ai de gudolo ontano in coda riva samena ai de lontano lido. Su terzo verso, che a beri sa seconda parte, parti definiti in s'accordo de su sol.
in su quarto verso si va che d'uno giro prosa calata al re. Erizo i fiorito na Inghilanda Nazarena. Prima de 11 ore, bel sa picchiata de sa chitarra, chi viniti con s'accoldo de sullà e selbiti prosintrata de su canto. Su canto si pote accompagnare in due maneras. In su primo, su chitarrista suona diversos accoldos, con una regola armonica chi los pone parisi. In su secondo, pone fatto a sa oghe, tornando a fare sa melodia in s'ascolta al bassas. In coda in coda riva samena ai te Grazie a chi ni a traballau in questa registrazione, in questa scheda, così fai comprendere meglio che anche cosa in pruso de su miella. Mi piace sempre a turare in noi in questa bella scenografia che so posto in pari con tutte le cose che si usaianta in sandu, si può registrare, può amplificare, trumbas, discos, registratori, microfoni antichi, d'ogni sia cosa, ma come sempre mi piace a fare bene, come su canto sardo non è che si è fermato in questo anno, anzi poi tenere una vita e forza manna e tenere l'attrezzatura de oggi, dunque l'impianto di amplificazione moderno, il microfono su moderno e cantatori moderni, cantatori e suonatori. Sì. Prima devo assai a sud-est, proprio a poesia che fai nasci su canto. Mi ha da pragi a intendi Daniele e Nino proprio a pizzo di questa scheda che uso appena bio. Come te ha molbido e inteso in questo miellà, che è proprio l'esecuzione di questo miellà usin con due case sabrul facile, bada tra il battuta che in noi su cantatore canta su primo verso, in noi da sullà che galada a me. In su secondo verso, da su mi che galada a sullà un'ottava sutta. E su miellà è il finio. E sul busincos a Barraini non naro oras e oras cantando gasi, ma quasi, Cantai sempre questo, mi e là, finza accompagnamento, mi e là, mi
e là. Solo a s'ultima biada una variazione che lo fa calare a do, toccando questa nota de su do, e poi si lo serrain con un passaggio semplice che lo fa imbattere a sa serrata de su re. Potremmo narrare un'altra cosa, come avete inteso, si cantano o duos o batto versos de ottosillabas, come han cantato Vinzas in su canto in re. A proposito, posso aggiungere una cosa Certo. che mi sono dimenticato di lunare prima. Prima si inteso una poesia che noi schimmo de chieste, che l'abbiamo imparata ascoltando la registrazione al bezzas dello cantatores. Ed este un udestu fatto apposta a posa serenata su commissione. Non sempre chi queria fare sa serenata e a cantare e duca sa deppia mandare uno chi schia da cantare. E difatti su desto un'ara 2 ore in cammino sopra cantare un'istella, pro boldare una novella soegni du messaggeri, cioè soegno Deo a ti dare un messaggio di chi ti stimata e che chi si è sa companza sua. Questo canto così mi fa piacere perché penso sempre quando si pensa a Bosa, isa ricchezza de Bosa non scende su me là ma su canta a concordo su traggio businco che è una cosa de canta a traggio e si dà sempre cristiano bene uno è studioso e cantore come Gigi Oliva che è impegnato sempre si va a conoscere questo mondo troppo bello de suo canto a traggio e de suo canto a concordo de questa zona e di tutta la Sardegna e tutto. E Nino invece lui a pizzo di questa scheda che ho visto in Zumiella e ta potete aggiungere. È una cosa bellissima, là e tutto. E poi in scheda abbiamo visto questa cantone, ma in sa gara ogni cantatore in genere segue da questa cantone che canta sempre in Zumiella o una che canta nel suo satiro cantico, tipo Piano a pago con dono che amorosa, in sta torrata finale che non ti serve a dedivago, puoi schedare a Donosa o Columba non dorma sola, Chilcano una compagnia, si intende, so che mia, spara che sa sala se bola. Poi magari cana metabolizzato bene con sa per aula, sa con so passaggio, quindi è una cosa più semplice alla cantare e resessi a dare su mezzo, su cantenne con so passaggio con sa per aula. Tu hai arremonau un canto versus che si canta in Zumiella, Biuso invece si botta da Crada Farina e Tari Scioperau con i testos che si può cantare Vinzasa in questo cantos classicos e dunque ascoltauso e Tari Scioperau e poi con Daniele Cunnino Deus a regione in pari. Columba non dorma sola, cerca di una compagnia. Si intende saoche mia, isparghe sa salasa e pola. Si demolvidare denta, sun de amore feridas. Drummi contenta, ti schidas trista si te medamentas. Itte bella melodia regala sa primavera, frisco il vento so in aera, notte serena sei pia. Restare cheria bella, con tegus un istante ancora, casa brillante aurora mostra sa die novella. Torra, rondine lontanas a sa dulce primavera, tra essende ogni costera, torra, pomposa e calana. Depunaica è stata più brava dei due, Clara Farina. Sì. Contai. Ognuno sa ste sua. No, Però la poesia per questa cappa non lo devo prima. Ma poi brulla mi piace da tirare questa cosa. Funti tu, Daniele, a parte questa che uso ascoltato, si dare a recordare a Nino, si dare in modo interpretare a Clara Farina, a tu tipologia di poesia, sempre cosa di amori, di nostalgia, Quasi sempre su tema è di amore. E quasi sempre su cantatore chilca da duos o batto versos che andano bene o che ha inteso da qualche cantatore e che andà bene a questo modo di interpretare su miellà.
funziona a gas, che poi in sos cantos classicos sono best un rapporto stretto con su collega, ognuno canta su mia là, tu casa puoi cantare su chi gli viene bene a issu, su chi gli viene bene in questo momento, che poi su canto è de su momento in cui lo vaghes e de canto lo vaghes, tu casa puoi cambiare da una di a sattera e da un momento a satteri pure. I cantatori che venite a cantare ogni sera si vanno a ascoltare proprio su canto del suo tema, della sua puntata, e dunque se poi arrivavo a ascoltare su Miella, però prima mi ha piaciuto regionare Paco Paco con uno santo, tanti torrao grazie se la punao Gian Daniele Calvini, De Peffu, Casca e Torrao, Giannele, una cosa che mi piace da comprendi bene dei due, bio che ci funti meda cantatori, sempre de prusu, cantatori che funti pure suonatori, cioè tu e Totto sei cantatori ma sei chitarrista. Non so proprio suonatore, però mi arrangio e sono appassionato di chitarra, mi piace. Has accompagnato mai a cantare? Su palco mai, però in occasione se è velta, dopo la serata, dopo la gara diciamo, in suo botteghino, in suoi spuntino. Però è bella questa cosa, poi intanto Daniele a Cittotto canta e suona la chitarra, Marco Manta che venne uno scanto borsa, Quasi tutto. in Medasa, Quasi tutto. però Sono suonatore che noi facciamo cantare. prima Nino no, siamo noi suonatori che non facciamo cantare, Grande ma prima Bruno però non Maduro. fia da ici, su cantatori via cantatori e non via cantatori e suonatori, no? Però finza solbezza so calchi accoldo li schian fare della chitarra, poi uno che canta da ischire a suonare li selbiti può fare qualche cosa, può cliccare qualche variazione, tu casa selbita, chi canta selbite suonare. Tu Gianni, ti srebiti proprio un po' allenamento, proprio fai calinco una voce, come Ho in domo, me la suono e me la canto. Praticamente gai. Ma- Su modo mio, io sono appassionato meta de su canto antico, come ti ha apponato un'altra volta. Infatti io suono è un parolone, però mi arrangio a suonare a chitarra d'arpeggio. arpeggio. Un tutto soldito, so la Ramos, che è una sapennina. Bene, Pino, Sassari, Tataresu, Sì. tu sei pure suonatore, come te sei relato tu con... Ma arrangio di pure a suonare qualche cosa. E come te a Podico o a Pinna? No, a pinna, cosa A pinna? Pinna. E tu hai mai accompagnato calinco in un palco o no? È una cosa, proprio no, una cosa che va in domo. Come te isso, Come te siamo isso. preciso. No, tu hai cominciato proprio da viciocchetto a cantare, no? Però in su palco ci sei arrivato poco a tratto. Come te questa Esatto. carriera cosa tua? Poi tu sei partito un polizia, poi farsi poliziotto, forza. Come te Ho cominciato su 70 gimbe a cominciare a cantare qualche cosa. Da poi, 82, sono partito a Genova. Però ho continuato in cui mi vidi in un circolo sardattello, sapevo continuare a cantare. Sono tornato su 89 e su 89 da poi ho cominciato su 90 a piegare il subaco, a cantare. Bene. E scusa una cosa, cantai in gara, è bello cantare ogni cosa, sa passione, tutto canto, ma c'è uno di questo canto su mancai classico, su che tu ti onanta mancai prus emozioni, prus gana, tindi boga da a fora su una voce particolare, c'è un canto che tu preferi in sa gara? Su canto classico, se ne No, classico o tradizionale, un canto che ti ona de prus in gara, che tu ti riconosci de prus come cantatori, come traggio cosa tua, sì c'è, Su canto in re, su canto in essa disperata. essa disperata. Pensando su Vadeus Aici, e poi si canta su Miella, e quando accabato su questa trasmissione, manca si canta su una disperata, Aici, Va bene. ti intendevo. Anda bene. Invece sì, Lorenzo, tu sei giovanetto, cantando stai, 22. Tanto? 22. 22. Figlio mio. Tu hai cominciato con me, perché tu sei figlio dei cantatori in mano. Babbo tu in domo. Babbo tu cantatori da ricordare su Mario Mele, Sì, insomma, sì, cantatori. E
E dunque devi giocare da cominciare a entrare in questo mondo, no? L'età di 15 anni e poi cominciavo a suonare e a cantare pure. A cantare pure. Sì. Vedi Nino, questa cosa, un attimo. pica di gusto dei giovani, ma vivo come della ti può dire. generazione no, bene uno che canta e suona nene tutto due, due cose fatte bene. De so pezzo andiamo chi cantare, non ha cantato mai in palco, ma canta bene passaggio antico Bruno Maludrutto. Deo e Tore Mazzao, per esempio, se cantiamo noi non fa che più festa. Bravo, è vero, bravo Bruno Maludrotto che esso suona da canta e vai di scuola di musica e di canto. E dunque tu canta 78, ma in palco no. No? In palco pure. In palco Quando pure. capita E adesso? se si invito andare a cantare in palco pure. Peccato che voi dei personaggi nunca abbiamo fatto. No, ma Però alla pari mi bracate ugualmente. non so se fatevo un tempo di fare un Rai, potete usare puntare usa di noi nel 103, però già dato il Rai questa possibilità. E tu sa gara che ha fatto che finza sei moi, visto che sei giovane, finza mai che ti ha donato più soddisfazioni, ti ha fatto conoscere più, c'è stato un momento in comincio di questa carriera tua che c'è stata una gara che ha fatto fatto considerare dei più sul traballo cosa tua? Beh, la prima esibizione se la sapevo fatta con Babbo. E a sedare de 9 anni proprio è pure una trasmissione in rete che circa da gatta questa è la prima proprio se ricordo forse cosa se lo tengo in mente però sa gara forse la prima completa che mi ha dato proprio questa emozione particolare l'ho fatta in 2019 vi venivano manca pure presentando in vita in Chilarza e ho accompagnato suonando accompagnato Franco De Nanni Tino Bazzoni Valerio Bazzoni poi suonato con Giannorio Sannia e questa è proprio la prima e quindi un'emozione particolare per questo e poi tutta la gara che ho fatto con Babbo per me hanno un valore inestimabile per forza di cosa spesso. Però ai Larzi, a parte il fatto che ci tu, Babbo tu, come cantatori, sì. però sa gente sta appassionata di canto, se gara si organizza sì. ancora oggi ai Larzi, sì, no? è sempre andata e ancora pare che si mantenga da in Sosanno e speriamo che siano sempre alla fare. Perioso. Insomma, sì, domando può piacere se ti potete pensare, poi si va a ascoltare un miela, ci abbiamo un pari ita desto anta cantare in questo miela, tu devi lasciare sul microfono, poi devi sezionare e dunque in mano su di servi tipo poi gusto, e su suona da sa tecnica e a pinna, come a tu, a plettro, e dunque da ascoltare su Gian Daniele Calvini, Pino Masala e sa chitarra di Lorenzo Mele in questo miela.
E dunque, grazie a Gian Daniele, a Pino e grazie a Lorenzo. Daniele, a regionale a pagapagu a pizzo di questo canto, di questo miellà. Sopra di questo miellà queria narrare una cosa che mi fu passando in calbeddo prima. Fu pensando a chi non ha mai inteso questo canto. E a poi pensavo a entrare a mia. Si proprio dopo fare a comprendere il suo miellà, li fatti ascoltare un miellà, gasi affritto, come un colpo a sau che si stogono. Poi si ascolta da noi, che gli spieghiamo il suo miellà, e poi il vaghiamo a tornare a ascoltare. Per apprezzare, da canto è il bello questo canto, da canta sa pitticca variazione se bada a intro di questa dual notas. Gian Daniele ha fatto hanno usato tutto il duoso verso inteso da attere, noi schimol da noi imbattene questo il verso che hanno cantato. E Gian Daniele ha cantato un miellà che va da Pugeddu, che è un miellà usinco, però con giro in alto che a Issu l'andai bene, a Sau Gesù l'andai bene cusso, a Gian Daniele di piace cusso e fa che cusso che l'anda bene a Issu cusso puro, e dunque ognuno dà interpretazione sua de su canto. Invece Pino ha fatto naramos su un miellà locutoreso, cusso appena più scomplicato. Sempre miellà este. Quando il bene cantato è tutto il bello. Nino, e questa musica? Questa musica fu bellissima, una bella introduzione, e poi tra un cantatore e satiro e quando il cantatore vede in pe e si tende a ripetere, ha fatto un intermezzo bellissimo e lo ha fatto tutto uno diverso dai satiri, sì, spizza la preparazione di che sono e poi la cosa principale lo ha accompagnato sul suo canto perfettamente, quindi la cosa essenziale è cussa pensare in ogni canto, ma in suo cantico classico e il casero rionenne di Miellà è la cosa principale, l'accompagnamento. Lorenzo, un complimento a Icci, porta lì da Domuga, a Stefani, del Mino manca ed è in porto questo. Nino, noi siamo usciti da ogni gira, andavamo a cercare cantatori, suonatori, canti sinnausu, tempus, no? E su canto a chitarra, e quest'otta siamo andati a Domo di Antonio Testoni. De Onolva, ma vive in Tattari, e siamo andati ad agattare. E poi ascoltavo, poi ci sono uno scanto cose che mi voglio regionare con Bosato, proprio a pizzo di una cosa manna che ha fatto Issu a Biennale di Venezia, si da raccontare, ma da ascoltavo e poi da regionare un pari. A Tattari, che hanno suenato a tribagliare, fino intorno a Suse tanta, una cosa sul genere. Benio bibiter, servio circoloso, e in tuttue baia da una chitarra, mancai essa, però baia da una chitarra. E gente me da po' passatempo a Domenica Manzano, e nie da un circolo a Sattero, a fare due albori poi passate su Manzano. Ed è iniziato con i pure. Questa passione su canto, che in domo cantai tutto, perché una famiglia di cantatori, gai in Arana, e ha poi cominciato a gai. Sa gente, per la gente che venivano poi a ascoltare, e si divertivano, passare con 2 ore a ascoltare. E qualcuno cominciava a dire bravo, bravo, Deo mi il gonza io, che Deo sono abbastanza, come te si narra, vergognoso. E poi iniziato a gai. Poi sul circolo hanno cominciato a mi domandare, ma mi organizza una serata, sabato vieni? E mi faceva piacere. E gai Deo mi cimenta io con un cantatore in mezzo alle mie più bravo, già cantenne in gara. Ha poi cominciato con uno circolo, poi con un satiro ogni sabato, binnaia a zona.
E gai abbiamo cominciato. E gai siamo cresciuti, grazie a voi, a un amico mio, cantatore Bonolverso, Pepe Vinto, e Giovannino Marronchetto Semestene, bravo, un bravo cantatore, una brava persona. E gai ha poi iniziato a fare qualche sera lavoro, sempre a livello di passione, di mi divertire. Deo, io calavo da Torino, un registratore a bobinas, e tanno registrenne galasa, mi la ponevo in domo, su comodino, su notte, su manzano, mi ne schita io, ghitto, e ascolta io, sono cantatore. Questa passione si è ingranita, si è volzata, un piacere che mi piaceva da cantare, mi piaceva. E gai piano piano ho imparato qualche passaggio, mi tenne da uno, cantatore, da esattero, poi lo facevo passaggio personale, lo facevo innesta io, uno da esattero, e gai poi mezzorato cantenne, qualche ora che ce la facevo bel lavoro. Tanno, salvima volta, 82 che siamo piegati, non dipende dagli amici, dagli Antonio Volco, andavamo a Caterina accanto, 82. Deo, Giovannino Colombino e Antonio Volco. Con Giovannino Colombino il chitarrista vedi Giuseppe Orro, che è cinturale Vagomo, e il famoso Giuseppe Coveggio. E abbiamo fatto questa registrazione. Deo non l'ha mai intesa. Su 2008 siamo stati invitati a cantare del contorno a 3 grandi musicisti mondiali a Biennale Venezia. Siamo stati invitati Pio Deo, Luigino Gorso, Maria Teresa Perrichedio e Giuseppe Masia a Saghetterra Antonio Maronzo. Con suo costume di Onolva, e lo calzonare da Boghemanna, lo calzonare che è più orgoglioso del stile su costume di Onolva. Abbiamo stento una soddisfazione manna che hanno già applaudito, abbiamo aperto la serata e l'abbiamo serrata. A sta serrata anche che su bis e abbiamo sentito 3 minuti di applauso. È stata una soddisfazione manna, che a questa occasione, questa biennale, su canto in Renno per mai è arrivata con ognuno. Abbiamo questo orgoglio, questa soddisfazione manna. E noi l'abbiamo stenta, essendo, perlomeno io vedo di amiche, essendo uno appassionato che cantava più di tutto per mi divertire, e mi sono divertito, io ho 68 anni e mi sono esibito a Biennale di Venezia. Grazie di tutto, a suo canto. Grazie. Beh, è bello Antonio Chieste. Poi bello che isso è tutto, la radio canto un po' di divertimento, non sei professionista, non mi piace, mancai attento bella soddisfazione, sì. Ma mi piace di ragionare a pizza una cosa, io sono andato con orgoglio umano, che stato alla Biennale di Venezia e ha cantato con suo costume di Bonorva, ma questa cosa, poi scantatore se non è una cosa che si usa da... Nessuno dei scantatori poi li vesti su costume usato, no? No, cantiamo vestioso bene, ma non in costume. Però in una cosa sono d'accordo con isso. Devo andare a cantare, penso a me, su canto, lo so fare in Deo e due casa, basta. Però è il vero puro che va una parte vitticca de sa conca e de su coro che narrata su Guglieritano e non posso fare brutta figura, casi no ho fatto fare brutta figura sei da mia. Ducasa bel finza scusta è marginale esa cosa, però beste. E poi su una cosa bella, esa cosa proprio bella che annau, grazie alla musica. E poi sì, è il bello su de ieri sa passione, s'amore che muove di un appassionato che poi sì noi sì potremmo essere bravi a cantare, a suonare, ma se non bazzente innanti nostro a chi è cantare, a chi è suonare, a chi è bottonare chi so bravo, a chi è botto dimostrare chi so bravo, a chi è il che deve trasmettere questa emozione mia se fare emozionare a iso senza essere appassionato, non siamo niuno. Questo è vero, se stai dici. E con Nino
che adesso tieni sempre conca, si ricorda da un montone di cose, proprio sempre a pizzo di questa cosa di vestire in costume. Siccome il cantatore si deve sempre stesso eleganti, giacca, cravatta e tutto canto, ma che una porta. Io mi ricordo che facemmo questa trasmissione con Gianni Medda e io ogni tanto domandare ai cantatori se venni in costume sardo. Era un fianta di accordi, no? Tu sei mai veni un vestito? Sì, a Chioscia sì, però non convinto, film tu? mai di accordo noi. Se è fatto che su Denaria che Gianni ha fatto tanta cosa importante, non lo dimanda io e tanto l'abbiamo accontentato, però sempre questa gara è visata con questo cantatore elegante, ben vestito. A volte a Cacchiolta in manifestazioni particolari come vestiamo abito di tradizione salto, però in questo anno io comincio a sudamizza, devo andare proprio in costume, in punnetta, vai a fisarmonicista a momento a banane vivipia, che non lo poteva baleare, che non si queria non mai il suo costume. Poi i coltelli si intervista di Antonio Destoni, lo conosco sempre è sempre preciso. L'ho conosciuto in suo 79, quando si è cominciato il film Deo e Torre Mazzau, Issus, a Buonanima de Paeda, Antonio Porcu, in una rassegna di Boche Noasa a Canica. E Antonio Destoni va che parte di questo cantatore che ha grande capacità, però per tanta cosa, per tribaglio, per non avere questa costanza di si dedicare, non ha fatto fesciameta, però ha sempre con amore, come che sia dal suo primo momento che cantenne, quando vede di canto salto si illumina dal suo sogno, con amore. E come te adesso, in questo anno, sono 60, 70, 80 gente che ha conosciuto Deo, ha una grande capacità, però magari non bisogna che fidos andare, non si sono dedicato. E ha una grande oche per fare questo grande cantatore. Invece in tempo moderno, gente che magari non ha questa qualità, potete andare solo a ascoltare, ma non a cantare. Invece non andate a ascoltare e querer cantare a forza. Sono cambiato sul tempo, che magari prima vai a cantatore tipo Antonio Destoni, un altro che mi ammento benissimo che non ha mai cantato in gara, Vittorio Mureso di Ossi, cantatore, ma cantatore. Non perché tu mai andare. O invece gente meda che era andare a cantare che non ha questa capacità di cantare. Sono cambiato sul tempo. Però questo si ti ha spiegato bene Daniele, che prima che a meda sei cantatore, si era bravo sul diadero, quindi tenia impegno di traballo o altre cose familiari, o si doppia spostare in altre regioni italiane, a de più la sai mancare il suo canto, e dunque dare agguantato questo relato di amatori, di appassionati e tutto canto. Però poi da prima ci diventa merda dei brusi cantatori, tu ti danno bene questo, poi ci ne vuoti più spago, se dunque se mancai i spicciocchetti su giovani, su cadenti, questo bello fuoco a lutto, volete subito arziare in su palco, mancai e poi ti fanno perché tu de arruga prima di arziare in su palco, però già è bello sul fatto che hai funti già appassionato, se manco gusto è bello, no? Certo, e poi sos cantadores, sas personas, faremos parte della sociedade, sa sociedade es custa, sos appassionados sun custos, chi canta di chi zona sun custos, custos semus e custos andamos avanti. Uno, senza fare cliccare a tra gente, uno commenta a me, se babbo e mamma hanno fatto il sbaglio di mi fare nascere me da prima, io ho fatto appassionato. Che hanno visto sul logo, qua a me, poi uno commenta a me e devi gara a palco. E invece come ho fatto pigliare a palco? Questo è troppo modesto, no, sai bene, tu sei troppo modesto, Daniele. Vabbè, però... Secondo me ci stai avendo. Daniele beccato questa prima. In sa prima, sa seconda e sa terza genia, ci stai avendo. Poi è cantatore di grande livello che abbiamo usato in Sardegna, bravissimo, sei tutto, si viene nascito 20 anni prima, vi beccato bravo, cantene concorso con Leonardo Cavizza, concorso che sono bravo Zoe, ma io non ho vinto questa qualità di cantare 20 anni prima. Dunque, se sarebbe Dio, ogni tanti che si davanti, che c'è un cronometro mano a mano, camminare a suo tempo, sta rispaccendo oi puro, e dunque sta rispaccendo questa puntata che di noi, se usa preparare questa puntata che da penni, ma prima, ma voglio domandare a Nino e a Daniele, se si scaresce su qualcuna cosa di questo là, si poteva aggiungere altra cosa o si poteva già concentrare in questa puntata che usa fare, questa tedeci che mancai già adesso su si bemolle.
Adesso mi è là, potevo secondo aggiungere me, qualcosa? no, certo si ne può fare dare ancora per horas e horas, però a Molnau assunessi una vitticca conoscenza a schilcau della dare ducas. Poi penso sempre che sa cosa più bella de fare è di ascoltare. Finza solo con ascoltando si comprende queste cose. Una cosa che ho compreso con su tempo. Se a me mi spiegano una cosa, mi la possono spiegare horas e horas e horas, però se non l'intendo mia, se non la comprendo a sa sola, è più difficile per me. E ducas ascolta, la sa comprendere, a bello, sa da comprendere. Nino, tu eri sempre in questa scuola giovane, Sì, da verità vado a scuola che sono fatta tramite l'associazione Cantadores a Chitarra con qualche finanziamento dell'assessorato sport e spettacolo della regione, un progetto con Sonos e poi collaborazione con la scuola civica Monte Acuto Otieri, Meilogo Torralba, Giuseppe Verdi, ma come era tutto. Però la cosa che devo sempre a precisare, la scuola è bella, la frequentare, può imparare a cantare e a suonare, ma l'obiettivo è che in questa scuola non vada a dire che sei iscritto, o dire che sono cantatore o dire che sono suonatore, no. Magari uno solo può imparare a cantare o a suonare. E se puoi comprendere in questa gara, che la generazione nuova, a volte, noi che in testa la differenza da un re, una nuaresa, sa cantone, se questa cosa. E come questo approfondimento in questa trasmissione serve a fare comprendere in testa gara. Poi, da tanto cantatore e suonatore che hanno cominciato in scuola, 7 mesi sono andati a cantare, hanno fatto un sacco di gara, sono richiesto in Sardegna, però l'obiettivo non è che tipo Nicola guidando, me le usa patente e guido, no, anda a scuola, puoi imparare il testo quanto salto, poi sa la capacità che fino in questo non dona natura, può cantare o suonare, il cantatore, può a noi sì, è una soddisfazione più umana. Cioè, dunque si formai suonatori, cantatori e appassionati. E formai si appassionati non è una cosa che hanno balli e commenti e balli beda di aderos. E dunque, se usa ribausa a spacciare questa puntata, dunque grazie a Daniele Giallara, grazie a Nino Manca e domando per piacere ai amici cantatori, visto che questa puntata, questa de 10 che usa fai, ad acquistionare su si bemolle e stanno su domando a Gian Daniele se si può cantare un si bemolle. Poi prima è un now, un Pino Masala che è appassionato di praci mera sa disperata e ma voglio intendi mi ha da fare piacere a intendi con Bosato su sa disperata del Pino Masala e potete piccare sul microfono pago poi ti domando ita cantare sicuramente testo su ita cesti in questo si bemolle tu hai tutto prima se c'è qualcosa in particolare che... Ma io a cantare piano e a pago con una voce amorosa ti riserva di svago per non schierare a donosa. E invece si sa disperata e esti questa... La disperata è un'ottava fatta da Raimundo Piras. Ah, Raimundo Sono Piras. 3 regnos su tre titolo. È un'ottava, diciamo, longa, meda longa. Anda bene, però abbiamo fatto un piccolo. T'ascoltare con piacere, Lorenzo Mele a sa chitarra e dunque amigos caros, si fa piacere se sapete con questa puntata de 10 impari sempre con questa cosa, ma in noi una ancora su canto sardo, su canta chitarra con i amici nostri. Gian Daniele, a tu. Piano e appaga, pago. Ay, non ahogue amorosa. Oh, non ahogue amorosa.
di riservare di svago ronni schirare a dolorosa broni chira Purgatorio e paradiso inferno purgatorio Umana sorte sana chi la sa vita
sa morte. Sana chi la sa